28 persone sono state soccorse e salvate in mare grazie alla barca a vela Safira, piccola imbarcazione dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans, guidata dal mestrino Luca Casarini e dal cofondatore il veneziano Beppe Caccia. In attesa del ritorno in mare della nave Mare Ionio, continua la missione dei volontari con importantissimi risultati. La barca a vela Safira è riuscita a soccorrere a circa 40 miglia a sud dell'isola di Lampedusa 28 persone che stavano rischiando la vita, erano a bordo di una piccola imbarcazione sovraffollata, senza alcun dispositivo di sicurezza, alla deriva, con il motore in avaria che si è anzi incendiato proprio mentre i nostri soccorritori stavano raggiungendo questo gruppo di naufraghi. Dopo le prime cure del caso a bordo da parte dei medici, lo sbarco dei 28 migranti soccorsi al porto di Lampedusa, questa volta indicato dalle autorità italiane e dunque in pieno accordo, senza alcuna forzatura o strappo. Hanno prestato le prime cure sanitarie e poi nella notte tra domenica e lunedì le 28 persone sono state sbarcate tutte in salvo a Lampedusa, che è stato indicato come porto sicuro di sbarco dalle autorità italiane.